dai, se no vi do le mani sporche dello sciopero della fame. No, allora tenete pulite, dopo vi do due maglie sporche dello sciopero della fame. Sanno magari puzza, fanno sono vere. sono meglio, dopo ve le do. Dove è andato Gib? Andiamo qui un po' all'ombra così parliamo un po' con tutti, dai ragazzi. Sì, creiamo un... Io vorrei che adesso Mazzoni, ringraziando una radio libera, una radio che ci ha lasciato e lanciato il grido di sollevare la bandiera italiana e pulirla dal raccogliere l'11, 12, 13, 14, 15 giugno 1 milione di persone per fare come l'Islanda di agosto, scusate, di agosto purtroppo sapete che il cervello non è che sia partito, ma l'11, 12, 13, 14, 15, 16 agosto di arrivare a 1 milione di persone con la bandiera e prenderci il palazzo, portare la democrazia diretta del popolo. Noi stiamo pagando per questa casta che ci ha derubato, ha creato una classe sociale debole e continuamente non ha creato una strutturazione del debito pubblico completamente infangandoci a livello economico, a livello mondiale. Noi siamo derisi, siamo il terzo paese al mondo per debito pubblico, siamo in bancarotta fraudolenta e noi cittadini, padri di famiglia, noi imprenditori sappiamo come lavorare e sappiamo come ristrutturare il debito pubblico. Noi andremo a prenderci 900 miliardi di euro e la metà del debito pubblico che hanno depredato in 20 anni. Noi cittadini dovremo con la calma riuscire a prendersi il palazzo, dovremo assolutamente essere presenti. Sta a voi lanciare questo messaggio e dire no mare, no montagna, difendiamo i nostri diritti di cittadini italiani alzando la bandiera. Di guadagni e mandare a fare in culo quelli che invece hanno trovato mille scuse. Mandiamo! Cambiamo le cose, andate, siamo con voi, un conto è essere qua e un conto è essere al mare a prendere il sole, a guardare Facebook e controllare se siamo in tanti o meno. Farei anche un applauso a Gibba. E lui sciopera l'Inter. C'è da oggi tiferà tipo Napoli, capito? Non esagerare, Aspetta, come si usa? È il sogno della mia vita questo, da quando ero piccolo, che vedevo un chioschetto. Carciofi 3,50 €. No vabbè, che cazzo dovete dire? C'è niente, c'è poco da dire, c'è solo da agire, da fare. Purtroppo quello che ha detto Gaetano è la verità, sono i numeri. Io poi ho la fortuna di avere un amico, Gigi, che conoscete tutti, che oltre a... Gruppo Finerco! Bello! No, e quindi, cioè, effettivamente io ho una descrizione abbastanza dettagliata di quelli che sono i problemi anche purtroppo finanziari di questo paese, perché quell'uomo là, nonostante sia un pazzo squinternato, è una testa della finanza incredibile, per quanto a voi possa sembrare strana questa cosa, e ogni giorno lui, che potrebbe veramente fottersene ampiamente perché i soldi non gli mancano, eppure invece tutti i giorni mi fa la sua bella attività, sta lì, non dorme di notte, studia. Lo chiamiamo? Dacci il numero! Che non c'ha il numero di Gigi. Me lo dai, 335 80. Siamo in radio, Aspetta, perché qua come si fa? C'è un casino. un gnegno del gruppo? Chiamiamo il re dei deficienti. No, è spento. La serba è la sua donna che... La serba? La serba, è proprio serba, lui la chiama la serba perché... Chiama Anthony! Cazzo.
che bella maglia che hai. Ieri mi hanno fatto incazzare. Bello! Ce la facciamo, ce la facciamo. Oh, ringraziamo anche gli amici del Movimento 5 Stelle. Giusto proprio. Passano che siamo qua in piazza che vogliono salutare tutti i figli, aspetta. Aspetta che faccio. Che bello, una bella bomba là dentro. No, ma mica è mia, cioè per sbaglio gli scivola. Oh, aspetta un attimo perché ti metti in viva voce. Sei in viva voce, di qualcosa Gigi. Dove sei Mazzoli? Adesso vado, giuro, e cago davanti alla porta. Adesso mi devo stimolare. No, Gigi, siccome siamo qua, siamo in mezzo a tanti... Mi pare il Panfilo! Sì, esatto. Senti Gigi, no, siccome siamo qua davanti a un bel po' di persone, Gaetano ha detto delle cose giuste sul nostro dissesto finanziario. Se hai qualcosa da aggiungere, vedi tu, perché sai... Beh, direi che il dissesto di andare in Armageddon finanziario, bisogna che siamo in condizioni più che pietose. Però devo dire che lo psiconaro venerdì sera ha parlato bene. Sì. Perché c'era la Banca Centrale Europea con una lumpara puntata alla testa e questo. Altrimenti non ce la fa a mettere scende il soggetto e il complemento oggetto e il verbo, ma sarete vero come te. Perché c'è sempre sto tunnel di Mazzoli, non riesci mai a mollarlo? Stiamo parlando di una roba seria. Te l'ho già detto, però lei, il cognome. Ti piace il cognome? Abbiamo quello e finisce tutto. Dottore, te l'ho già detto, il tuo cognome è come la ghiaccia per i giamaicani. È irresistibile. Gigi, Non ce la faccio proprio. migliore amico. Ascolta, guarda che stiamo organizzando una roba più seria. Quando? Ad agosto? 11, 14, 11, 12, 13, 14, 15 agosto. 11, 12, 13, 14, 15 agosto. Vieni? A Ferragosto. Capire che io combatto con un 30% di borsa che scende al giorno. È vero. Lui c'ha anche questo problema. Almeno un Ferragosto. Io non sono capito come Mazzoli che va in radio, scorre macchina e cazzo 5 sacchi al giorno, capisci? Senti Gigi, vabbè, detto questo... Adesso sono ricco. No, ma sai, infatti quelli che incassi escono subito, lo sappiamo benissimo. Tanto fuori i piaturati che ti aspetta. C'è il direttore di banca sotto ogni giorno per lui. Infatti. Senti Gigi, vabbè, io volevo farti fare un saluto qua da tutti i ragazzi e soprattutto chi è il tuo vero, unico, real amico? Sono te, Gio. Ciba e Gaetano, miei veri. E quello là? Quello là, in realtà, se devo parlare di quello là, dovrei parlare del piccione che si brucerà il motore. Ma che bello è questo piccione. Mi sta Mazzoli che sono 18 metri che va a dentro. Lui, ti giuro, la mattina lo svegli, ti metti la foto del motore di destra, quello che prenderai tu martedì, che prenderai domani, e lui si inizia già. Va bene. Cioè, tu lo vedrai, appena il fuori di merda si accuserà, lui mi si dentro il motore di destra. Ma perché? Non è... Aspetta Gigi, allora ti faccio fare un saluto da tutti i ragazzi, dalle tue forze gnegnesche che qua si sono riunite. 1, 2, 3! Ne uscirai da questo tunnel prima o poi. Sì, c'è la piccione. Ha messo giù. Ragazzi, adesso quando lo chiama di nuovo cantiamo Fratelli d'Italia e dopo, se qualcuno sa, la canzone che ha dato Zoom, che ha scritto Zoom, e la Simone Mattei. Sì, aspetta che c'è Gaetano. Parla di robe tecniche, dai. Ogni volta che ci parlare la pasta L'Italia! se resta di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria
Stefania? No, sta Infatti non sai neanche i giuri. vogliamo cambiare le cose, dobbiamo